La trasmissione è offerta da Pasta di Sardegna, pasta fatta in Sardegna da gente di Sardegna. Ben ritrovati a una nuova puntata, siamo a Morgongiori, che è la patria delle Lorighittas, e noi siamo con la regina delle Lorighittas, Gilda. Oggi vi preparo i Lorighittas con pezza gavoniscu e tamatica e conserva da ramatica. Andiamo però prima ad acquistare la carne di pollo in macelleria. Per le Lorighittas utilizziamo il pollo, il petto è richiestissimo qua. Sì, certo, da fare a fettine, magari impannate, pizzaiola, scaloppine al limone. Poi abbiamo le coscette da fare anche al forno arrosto e poi le ali. La gente acquista anche il pollo intero, ovviamente. Sì, certo, anche a spezzatino con la vernaccia, insomma, in vari modi. Da dove arriva il pollo che avete qui? Da Uras, si chiama Narbonis l'allevamento, sì. Quindi è caso che i consumatori chiedano sempre un pollo sardo. Certo, meglio mandare avanti il nostro prodotto che... I prezzi? I prezzi abbiamo quello di Uras intero a 4,40, poi c'è la Madoli a 4,20, insomma ci sono vari di tellaia, sono parecchie, insomma, c'è da scegliere, diciamo. Gli ingredienti per questa ricetta sono semplicissimi e sono l'olio d'oliva, che è sempre delle nostre piante, il pollo ruspante, le cipolle, l'aglio, il prezzemolo e i pomodori e naturalmente il Lorighittas. Tagliamo il pollo in piccoli pezzi. Tagliamo anche contemporaneamente le cipolle, mettiamo l'olio nella padella e mettiamo i pezzettini di pollo a soffriggere. Aggiungiamo l'aglio in modo che riesca a insaporire bene con la carne. Come vedete è ben dorato e aggiungiamo le cipolle e facciamo soffriggere con le cipolle. Il pollo ormai è cotto, ho buttato il pomodoro e facciamo cuocere bene il pomodoro. Aggiungiamo un po' di prezzemolo con olio d'oliva e il sugo è quasi pronto. Nel mentre che finisce di cuocere il sugo, buttiamo il Lorighittas e così. E ricordiamo anche le quantità. Allora, un polletto piccolo ruspante, mezzo chilo di Lorighittas, 3 cucchiai d'olio d'oliva, una cipolla piccola, uno spicchio d'aglio, prezzemolo e olio d'oliva naturalmente. Buttiamo le Lorighittas. E per 10-12 minuti lasciamo cuocere, girare ogni tanto molto delicatamente perché essendo una pasta molto delicata, come vedete sembrano proprio degli orecchini in filigrana, ecco, i nostri gioielli di pasta. Le Lorighittas sono pronte, come vedete, sono condite con questo buonissimo sugo di pollo. Ecco, ci aggiungiamo un pochino di pecorino. Ecco qua, la ricetta è pronta, buon appetito! Chi volesse rivedere la preparazione della ricetta? Allora, se vi sono simpatica e volete appunto rivedere le mie ricette, andate su Facebook.